Ben ritrovati dalla redazione. Un passero in fuga causa un incidente centrando l'auto della polizia slovena. Ferito lui e due migranti che trasportava. Il folle inseguimento è andato in scena ieri pomeriggio al confine tra Italia e Slovenia. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo, un cittadino turco, ha saltato un posto di blocco della polizia slovena a ridosso del confine italiano. A bordo dell'auto aveva due connazionali. Anziché accostare come avrebbe dovuto, ha tirato dritto all'alt puntando verso Trieste nella speranza di seminare le forze dell'ordine. Gli agenti sloveni si sono lanciati all'inseguimento allertando anche i colleghi italiani in virtù della cooperazione e degli accordi tra i due paesi. Le volanti si sono unite quindi alla caccia all'auto in fuga. Ladro a caccia di soldi ma soprattutto di fortuna in via Terenziana a Monfalcone. E il primo round pare gli sia andato liscio. La notte tra sabato e domenica è riuscito a penetrare dopo averne fracassata la vetrina nell'esercizio pubblico del Billy Bar a due passi da Aris. Se ne è uscito con un bottino di 10.000 euro circa in tagliandi gratta e vinci, più 300 euro di fondo cassa in contanti rinvenuti all'interno del locale. Una multa da 7.000 euro, il sequestro definitivo di parte dei suoi cani e di 23 tra capre e caproni. Gli altri animali invece gli verranno restituiti così come la fattoria. Una condanna parziale, quella inflitta a un imprenditore agricolo 49enne di Trebicciano al termine del processo di primo grado che lo vedeva imputato per maltrattamento e abbandono di animali. Ad ottobre del 2023 l'intera tenuta sul Carso era stata sequestrata in un blitz congiunto a cui avevano preso parte i carabinieri del Nucleo Cities, la polizia locale di Trieste e i veterinari di Asuggi con l'ausilio del personale dell'OIPA. A far scattare l'ispezione erano state segnalazioni di alcuni privati. Ubriaco e molesto arreca disturbo ai clienti del pane quotidiano di Domio, tanto che il titolare ha dovuto chiamare i carabinieri. Dopo una violenta resistenza ai militari, questi hanno dovuto ricorrere al taser e lo hanno arrestato. Protagonista un operaio 41enne, avvenuto domenica questo evento. I carabinieri di Via dell'Istria sono intervenuti nel locale di strada della Rosandra e l'uomo ha dato in escandescenze per poi precipitarsi verso la macchina dei carabinieri prendendola a calci, tentando persino di picchiare i militari. Una volta entrato nell'auto, nel tragitto verso la caserma, il 41enne ha iniziato a dare testate al finestrino, provocandosi escoriazioni. In centrale si è dimostrato violento finché i carabinieri hanno azionato i taser per sedarlo. È stato quindi portato a Cattinara e una volta dimesso posto ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale. Le previsioni meteorologiche per oggi: prevalenza di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in pianura e sulla zona montana ben al di sotto della norma del periodo. In quota le temperature basse per il periodo anche di giorno, venti di brezza, temperature minime in pianura fra 10 e 13, le massime fra 26 e 28 gradi, sulla costa minime fra 15 e 18, le massime fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e Fevuggi Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.